Inseguita in auto per 10 km da un ammiratore più che insistente lungo la Riviera Berica fino a Vicenza in viale San Lazzaro e soccorsa dalla polizia locale. Momenti di terrore quelli vissuti da una 27enne vicentina che, dopo aver rifiutato più volte i tentativi di approccio di un 41enne di origine straniera residente in città, è stata costretta a fuggire, vedendosi poi seguire dall'auto dell'uomo, una Ford Kuga di colore grigio. 10 km tallonata dalla Ford fino ad arrivare in un'area parcheggio di viale San Lazzaro in corrispondenza del condominio Dolomite. L'inseguitore si è fermato e ha tentato nuovamente l'approccio avvicinandosi. Un conoscente della 27enne, con il quale la ragazza era rimasta in contatto lungo tutto il tragitto, vista la scena, è corso giù, costringendo il 41enne a desistere. L'uomo, nell'uscire in velocità dal parcheggio, però colpiva in retromarcia l'auto della 27enne, rimasta terrorizzata all'interno e ferendola. Nelle manovre di fuga ha danneggiato anche un palo metallico e altri veicoli in sosta per poi allontanarsi verso il centro cittadino. La polizia locale, grazie alle testimonianze a pezzi della Ford lasciati a terra dopo i tamponamenti, è riuscita a identificare la targa del veicolo, ritrovandolo parcheggiato ad 1 chilometro di distanza. Il 41enne veniva invece trovato all'interno di un bar. L'uomo ha ammesso di aver approcciato la giovane e di averla inseguita per poterla conoscere. Il 41enne è stato denunciato per i fatti commessi nei confronti della 27enne per omissione di soccorso dopo il tamponamento.